Non è una pizza napoletana, ma è casertana. Siamo circa 1650 metri d'altezza. Ci siamo resi conto che l'impasto in montagna veniva molto meglio che a valle, perché l'acqua e l'aria secca aiutavano a rendere l'impasto più alveolato, rimaneva molto più croccante. Questo è un impasto fatto al 65% di idratazione con l'autolisi. In pratica viene messa prima solo acqua e farina per 2-3 ore e dopodiché viene aggiunto tutto il resto. Sale, lievito e un restante parte di acqua e poi viene fatto crescere a massa per tutta la notte. Dopodiché si presenta così. Paletti da 2,65 e 2,70, viene fatto crescere per tutta la notte, quindi sta a massa per 15-16 ore e poi viene di questi paletti. Sono 15, più o meno 20-21 anni. Da qua sono 7 anni, siamo qui, sono qua a Sestria. Ho fatto un po' di esperienza giù a Caserta, poi qualche anno a Londra e poi sono qua. Sicuramente l'ambiente un po' più fresco aiuta con la lievitazione, è più controllabile rispetto a quando giù fa 30, 40, 40 gradi, sono più controllabile. Sono 5 mesi d'inverno e 2,5 d'estate. 7-8 mesi l'anno. La nostra pizza in realtà non è una pizza napoletana, ma è la vera e propria pizza casertana, che si distingue dalla pizza napoletana in quanto leggermente più croccante, poi pochissimo lievito. Questo permette all'impasto di lievitare lentamente, di fare più di una lievitazione. Quando poi viene consumato dai nostri clienti ha già terminato la sua fase di lievitazione, evitando quella spiacevole sensazione di lievitazione nella pancia e quindi di sete e di fastidio, di gonfiore. Quella napoletana invece rimane un po' più col cornicione sempre molto largo ma un po' più gommoso. È qui che avviene la magia. Il nostro impasto casertano ha quasi 2000 metri di altitudine. Ecco.
e dopo si continua più tardi. Io quattro ma sono in sala. Sì, esatto. Lui vede, guarda. Io quattro. È arrivato. Io quattro ma sono in sala. Mauro? Fatto apposta. Che se no non si urlava neanche. Siamo arrivati qui praticamente per caso, stavamo cercando uno stabilimento balneare, ci è stato proposto un lavoro a Sestri. Il primo ristorante l'abbiamo aperto proprio qui nel borgo di Grangesise e poi quasi di nuovo per caso abbiamo deciso di rilevare la pizzeria che aveva alti e bassi, non riusciva a decollare. Abbiamo conosciuto il grande maestro Giuseppe Pascarella, detto Pino, che faceva questo impasto ad alta idratazione. È venuto su da Caserta per aiutarci ad aprire la pizzeria nel 2014. Focaccia rosmarino alle 15. È iniziato a piovere forte. Piove? Al coperto, no? In teoria sì. Guarda che qua come sport è Ma cerchiamo noi di non prenderli. A un certo punto non... dove pensavo magari un paesino più piccolo, magari fa poco sport, fa tanto. No, non riesci poi. È un bordello. Ci vorrebbe un forno a parte poi. Una sì, patatine per
contribuiamo cercando di mettere sulle nostre pizze i prodotti migliori che troviamo sul nostro territorio. Per esempio la nostra burrata ha vinto il premio come miglior burrata del mondo. Possiamo vantarci di fare una pizza napoletana, anzi casertana, ad alta quota, siamo circa 1650 metri d'altezza. No, il tuo pezzo non vuoi più. Lascialo fuori. Non devo fare un non devo proprio andare.
Quelli belli, mi raccomando. C'è una diavola con i funghi e una capricciosa che vanno al 12, che manca tanto fungo. Puoi fare di quel colore. Tutto sopra. Questo non va giù. Escilo fuori. Questa è la più ricchia. No, gli chiedi solo il bacon e i pizzaioli.
il sugo per Mauro. Scusa, io posso che tocchi la campanella? Non si arrabbiano al 7 quella è una ninetta, questa è una vegetariana senza peperoni, senza ingredienti attaccati, senza commissione al 30. Uno dei nostri cavalli di battaglia è la Sette Formaggi del Margaro. Abbiamo raccolto i formaggi dei nostri amici produttori di formaggi qua nei dintorni, nelle Alpi. Utilizziamo anche altri prodotti, soprattutto del territorio piemontese, del tartufo. Utilizziamo la salsiccia di Bra, la pizza più venduta che è la Bra e stracciatella di burrata. Con l'impasto casertano facciamo il pane casereccio di montagna. Dovete io ti guardo.
Dopo quelle non sono più navigato il crema. Ah, non è più crema? Perché loro mi hanno chiesto una scrivina di crema con Significativamente. Ah, non è più crema? Perché loro mi hanno chiesto una scrivina di crema con E adesso lo facciamo lievitare fino a domani alle 15.